Renato Paoluzzi, allora siamo all'interno dell'atelier di Villa Maseri, un weekend dedicato all'arte e alla cultura perché Oleis sposa benissimo questi appuntamenti. Sì, bisogna proprio dirlo, è un'occasione, no, per me, diciamo così, gioco in casa, è il mio atelier, però per tanti artisti, anche artisti che hanno livello anche hobbistico, così, hanno l'opportunità di mettersi in mostra e noi come associazione Oleis e dintorni abbiamo dato questa opportunità. Siamo partiti 3 anni fa, così per scherzo, proprio parlando fra un gruppo di amici, di artisti e collaboratori, e abbiamo visto che la cosa funziona molto bene. Quelli che vengono qua trovano un ambiente accogliente, molto bello e poi è tranquillo, e speriamo che la cosa continui ad andare avanti. Ecco, tu hai sottolineato una roba importante, no? Il fatto che la gente risponde perché la location, come che dice in inglese, si sposa benissimo. Sì, questo bisogna dare atto, anche ringraziare il professor Attilio Maseri che è il proprietario di questa tenuta, di questo posto, e lui ce lo offre volentieri per queste manifestazioni. È una cosa importante perché dal nulla si creano cose grandi a volte. Ecco, tu hai detto quest'anno, sottolineato, 3ª edizione. Sì, quest'anno 3ª edizione e pensiamo già al futuro, per il prossimo anno. Avete già dato il colpo di pennello? Già dato il colpo di pennello, la pennellata, e speriamo, insomma, la cosa importante è anche il tempo, perché se qui piove purtroppo la gente non viene, quelli che espongono scappano via. E poi scusa se mi permetto di sottolineare, visti i tempi, scusate se poco. Sì, visti i tempi, scusate se poco. Bene, complimenti e ci vediamo alla prossima. Grazie a te.